Buonasera a tutti e benvenuti al Pala Dionigi di Montecchio per la ottava giornata di andata. Si incontrano Scavolini Pesaro, Minetti Vicenza, un autentico testa-coda, 20 punti Pesaro, 3 soltanto Vicenza che sbaglia il primo servizio con Steffi Dalligna, risponde Jacqueline sull'1-0 Scavo. Questa volta l'errore lo commette la formazione di Zé Roberto appena rientrato dal Brasile, che ha schierato Skowroska, Ferretti, Kurz, Costa Grande, Guigi e Jacqueline con Elke Pienopen già in seconda linea. Risponde coach Maurizio Icio Baraldi con Kurcic, Devetag, Dalligna, Ikic, Paccagnella, Tirozzi e Santini come libero. 2-1 per le locali. La Minetti non schiera Monica De Gennaro, che si è infortunata a un polso nell'allenamento di ieri sera. Non si è neppure scaldata. Al suo posto appunto Alice Santini, servizio al salto per Furs. Dalligna si coordina al centro, Paccagnella, ancora la Scavolini a replicare il contrattacco di Cascia che non sta benissimo, ha un torcicollo, però non se ne è accorto nessuno. Buca il Tarflex, l'ex di turno, Cascia Skowroska per il 3-1 Scavo. Ancora in battuta Chris Furst. La Scavolini viene dal successo in quel di Santeramo per 3-0. Vicenza ha portato Pavia al tie break perdendo 2-3. Il posto 4 di Tirozzi non va a segno, Ferretti addomestica il pallone per Costa Grande, non trattiene, anzi sì, a fatica Vicenza. E poi le biancorosse di casa in avanti con il primo tempo di Martina Guigi che vale il 4-1. Partenza lanciatissima, tanto per cambiare per la Scavolini, che non concede set da 7 incontri, ne ha concesso soltanto uno nelle ultime 7 partite tra coppe e campionato. Ancora Chris Furst, il suo servizio flottante. E poi Dalligna si affida ancora a Tirozzi, questa volta a segno la giovane schiacciatrice vicentina. 2-4, cambio palla per la Minetti Info Plus, scusate, soltanto Minetti da quest'anno. Minetti Vicenza, 3 punti all'attivo, nessuna vittoria fino ad ora. Paccagnella prima di questa partita ha dichiarato sarà un buon test per la gara di giovedì contro Santeramo, che è il nostro vero obiettivo. A Pesaro lotteremo con coraggio visto che non abbiamo nulla da perdere. Dalligna si affida a Kurcic, l'opposto della formazione vicentina. Il palleggio di Guigi per il terzo tocco di Cascia Skowroska. Ancora punto per la moglie di Cuba. 5-2, Skowroska 16,7 punti di media in regular season fino ad ora, la settima marcatrice del nostro campionato. La prima è Carolina Costagrande davanti a Flier di Iesi. In 4 ancora Tirozzi, che è davvero un pericolo da quella posizione. Punto numero 3 per Vicenza, che in panchina come abbiamo detto, Maurizio Baraldo, che ha sostituito Mario Fangareggi, che in settimana ha lasciato la panchina per un malore in allenamento. È già la seconda partita di Maurizio Baraldo. Dalla seconda linea la pipe di Skowroska a bersaglio, inventa un altro colpo la polacca della Scavolini. 6-3 Pesaro. In panchina a Santeramo, anzi in Coppa Italia per la precisione, a Cesena c'era Angelo Vercesi, che appena diventato allenatore ha conseguito il patentino di terzo grado pochi giorni fa a Padova. Punto per le ragazze in maglia bianca, in battuta con Valentina Tirozzi, schiacciatrice del 1986. Servizio al salto per lei che è una mancina, si affida Ferretti a Jacqueline in 4. Jacqueline Pereira de Carvalho risolve questa faccenda, è una delle giocatrici più in forma della Scavolini. La brasiliana campionessa olimpica. 7-4 Pesaro.
Marti Guigi al salto, il capitano che studia conservazione dei beni culturali. Da linea al centro una buona palla in fast per Paccagnella. Dal 2003 a Vicenza, la vediamo a servire, inquadrata da dietro Stefi Paccagnella con il numero 15, centrale padovana. 5 chi serve, 7 chi riceve. Franci Ferretti coinvolge ancora Jacqueline con intelligenza, ancora Jacqueline Pereira che manda out di pochissimo questa volta, perché era veramente un colpo da maestra. 6-7, comunque di riffa o di raffa Vicenza riesce a ritornare lì. Ancora Jacqueline in ricezione, non fa una meraviglia come suo solito, poi la Scavolini si perde un po'. E Vicenza aggancia le Colibrì per la prima volta in questa partita dopo il 4-1. 7 pari. Siamo nel primo set della ottava giornata di andata. Adesso Paccagnella fa un favore alla Scavolini, errore grossolano al servizio. 8-7 Pesaro, primo time out lungo. 8-7 Scavo dopo il primo time out tecnico. Franci Ferretti in +1, spara il suo servizio e poi da linea al centro per Paccagnella. Ci pensa Chris Furth con il muro a 2 in collaborazione con Jacqueline. 9-7 Scavo, Franci Ferretti in battuta. La Scavolini conduce questo primo set. Franci Ferretti inquadrata, servizio sul libero Santini e poi un attacco brutto per Vicenza. Furth non passa, ancora Ferretti per Costa, grande double C a segno. 10-7. Passa di forza Carolina Costa Grande da Eltrevol Santa Fe. 10-7, allunga la Scavolini che ha realizzato 3 punti consecutivi. Ancora Ferretti, servizio troppo lungo. Secondo errore in battuta per le pesaresi che offrono un pallone a Dalligna e compagna. Indietro 8-10, servizio per la palleggiatrice di Vicenza. Ferretti gioca con la sua centrale, palleggio rovesciato per Furth e poi Kurcic. Tinofen è pronta, Cascia, Scovrosca punisce in 4 e mette tutti d'accordo. 11-8 Scavolini. È il turno di Jacqueline, ex Finasa, Rexona, Iesi e Mursia. Jacqueline Pereira al servizio, sbaglia. Altro errore in battuta per la Scavolini che quest'oggi non si sta segnalando in positivo in questo fondamentale, che è uno dei punti di forza della formazione di Angelo Vercesi, Zé Roberto e Riccardo Marchesi. E sbaglia anche Vicenza con la numero 13 Matea Ikic, un errore dietro l'altro al servizio. 12-9 più 3 Scavo in battuta Chris Furth. D'Andressa, campionessa di Germania nel 99 e nel 2007 con l'aiuto del nastro. Arriva il 13-9 per la Scavolini. Sempre avanti in questo primo set come da costume. Ancora Chris Furth, nazionale tedesca. Tifo infernale anche quest'oggi alle Paladinici, nonostante ci siano le telecamere Sky a riprendere, quindi avrebbero potuto togliere un po' di gente in questo anticipo, invece no. Attacco di Kurcic positivo. 13-10, servizio per la numero 3 Francesca Devetag, ex giocatrice di Sassuolo. 11 muri contro Pavia, la migliore di giornata. Ferretti all'indietro per Cascia che va on the moon a colpire questa palla. 14-10, Scovrosca mette giù e la palla ritorna nelle mani delle campionesse d'Italia, in battuta proprio con Scovrosca. 14-10 Scavolini. Cascia è nata il 30 giugno 1983. Palla alta per Costa Grande che può soltanto appoggiare da linea al centro per Kurcic che non chiude, scusate, per Paccagnella che non chiude, poi il punto ancora per le biancorosse di casa.
11-10, Pesaresi scatenate in questo primo set. Vediamo se De Roberto nel corso del match darà spazio alla sua panchina, dipenderà molto dal risultato. Skowroska informissima, palla in 4 per Tirozzi, non riesce ad alzare il pallone Skowroska. Per Costa Grande la palla è troppo bassa e non c'è niente da fare per le pesaresi, che comunque conducono di 4 in questo primo set. 11-15, servizio per Kurcic, la Scavolini risponde con Skowroska senza forzare, molto staccata da rete Tirozzi, che riesce comunque a dare grande potenza a questo attacco. Mancino. 12-15, si dimostra una brutta gatta da pelare Vicenza fino ad ora. Ancora servizio per Kurcic, troppo lungo. 16-12 Scavo, secondo time out tecnico. 1-6-1-2, Carolina Costa Grande da casa sua, un buon servizio da linea all'indietro per Kurcic, che incrocia Jacqueline, la diagonale fortissima. Poi il secondo tocco di Ikic che manda direttamente di là. Franci Ferretti per Guigi con il muro a 0, il capitano. 17-12 la Scavolini in corrispondenza del secondo timeout tecnico. È solita prendere il largo, lo sta facendo anche quest'oggi contro Vicenza, ci sta provando. 17-12 adesso. Ancora Costa Grande da molto lontano per il servizio. Una buona parabola per lei, e poi al centro il punto rapidissimo di Paccagnella, che sorprende un po' la retroguardia pesarese. Troppo veloce questo attacco. Pesaro giovedì prossimo giocherà a Iesi il big match derby serale alle 8:30. In occasione di questa partita si organizza un bus per i tifosi. Si parte dalle Palasport Adriatica Arena alle 18:45, 10 euro a persona. Il prezzo complessivo, prenotazioni presso il Palladianigi di Montecchio oppure presso l'agenzia Davani Viaggi di Piazzale Matteotti 21. 18-13 c'è un time out in casa Baraldo. 18-13 Marti Guigi in battuta, figlia di un architetto, quinto anno a Pesaro, è cresciuta nel Club Italia. Servizio al salto per la Toscana, Dalligna spinge per Paccagnella, un altro punto al centro per Stefania Paccagnella, che si sta distinguendo quest'oggi con buone giocate. 14-18, cerca di evitare la fuga altrui la squadra di Vicenza. Minetti in battuta proprio con Paccagnella, troppo lungo il suo servizio, tanti errori da posto 1 per Vicenza, che dai 9 metri è davvero tanto fallosa. Servizio dall'altra parte in P1 per Franci Ferretti, che ha un sito personale, campionessa d'Europa e della World Cup del 2007. Va più in alto di tutti la numero 13 Mattea Ikic, che in 4 ottiene un signor punto. 15-19 è il turno di Steffi Dalligna, palleggiatrice di Busto Arsizio. Ferretti si affida a Furst con il muro a 0, ancora troppo veloce l'attacco della Scavolini, precisa come la campanella a scuola. 20-15, nuovamente più 5 per Ferretti e compagne. Jacqueline istruita da coach Zeroberto. La Scavolini è 11-11 in questa stagione, in campionato non perde da 10 mesi. L'ultima sconfitta risale alla Coppa Italia con Bergamo dello scorso marzo a San Lazzaro. Punto per Vicenza. 16-20, Mattia Ikic in battuta, terzo anno a Vicenza, schiacciatrice di Pola, rientrata giovedì dalla Croazia per impegni scolastici. Ferretti in bagger per Costa Grande, molto staccata da rete. Poi Dalligna prende la rincorsa Kurcic, la parata modello Buffon della Scavolini, un salvataggio estremo per Ikic, che però non porta a compimento quanto di buono fatto in questo tuffo. 21-16, più 5 per le padrone di casa. In battuta con Chris Furst, centrale del 1985. Vicenza non è mai andata a punti in casa Scavolini, anche questo è un precedente che pesa. Ferretti per Guigi, il muro di Vicenza a replicare, poi Costa Grande, non si può difendere questa palla. Schema 9 perfettamente eseguito, attacco fluido e di qualità per la Scavolini, campione d'Italia.
22-16 il vantaggio interno, altri 30 secondi di consigli per Maurizio Baraldo. 22-16 pur in battuta, siamo al focus del primo set. Buon servizio per la tedesca, gioco in 4 per Tirozzi, la difesa della Scavolini non fa buona guardia e poi Cascia, la copertura che non c'è di Alice Santini, che gioca libero anche perché ha avuto dei problemi fisici a inizio settimana, e non c'è Mocchi De Gennaro che è seduta in panchina. 23-16, ancora un'opportunità per Chris Furst. Servizio floating al salto, Dalligna coinvolge Kurcic, il punto per la giocatrice di Belgrado al terzo anno a Vicenza. 17-23. Nessun cambio fino ad ora per De Roberto, che insiste col suo sestetto titolare. 17-23. Coach Baraldo ha detto prima di questa partita: voglio vedere una squadra viva in battuta, difesa e copertura per essere contenti al di là del risultato. In battuta sta facendo un po' acqua Vicenza, ma in difesa e in copertura si sta battendo con le unghie e con i denti. 24-17 comunque per la Scavolini, tutto abbastanza facile in questo primo set. Proverà a chiuderlo Cascia Skowroska al servizio. Dalligna spinge per Kurcic, fotografata a rete da Luigi e Costa Grande. Termina qui il primo parziale, 25-17. 18-11 e 2 time out già esauriti per Maurizio Baraldo, che adesso non ne avrà più per cercare di risollevare le sue ragazze. Va più in alto di tutti Ikic, ma c'è il muro ancora una volta della Scavolini con Marti Quiggi. 19-11, massimo vantaggio del secondo set. Ricordiamo che il primo era andato agli archivi sul 25-17. Cascia con l'aiuto del nastro passa il suo servizio, Dalligna coinvolge Kurcic, altro errore, sono davvero tanti quelli della formazione di Vicenza. Lo Scavolini ringrazia e vola sul 20-11, parziale aperto a favore delle biancorosse di casa. Entra anche Di Crescenzo al posto di Cascia Skowroska, spazio alle seconde linee, un po' di riposo per le titolari. Cascia non stava neppure benissimo, ha un problema al collo, non c'era Cesena e si è allenata non con grandissima continuità. Servizio per Di Crescenzo, che mette subito in difficoltà la retroguardia delle ospiti, che adesso stanno vedendo i fantasmi. 21-11, punteggio molto severo per le ospiti. 21-11, ancora Di Crescenzo, ex giocatrice di San Vito. Altro punto in battuta per Manuela Di Crescenzo, giovanissima, classe 1988. Adesso le due squadre non aspettano altro che cambiare il campo, in particolare Vicenza. Buon servizio ancora una volta per Di Crescenzo e poi il gioco in 4 per Ikic. Di Crescenzo, la rincorsa del pallone, Costa Grande manda di linebacker, Dalligna spinge per Kurcic, Di Crescenzo c'è e poi il tocco di Gucci per Carolina Costa Grande. Perfetto attacco della Scavolini con la pennellata di Double C per il 23-11. Vicenza in rottura prolungata e il pubblico canta "Vi vogliamo così". Di Crescenzo ancora senza paura, poi ci prova Kurcic che trova il money out e rompe l'incantesimo finalmente per Vicenza. 12-23. Restano in campo Brusta e Di Crescenzo per De Roberto. Entra la numero 12 Anna Paola Mattiolo per la prima volta in questa partita per Vicenza al posto di Dalligna. Alza il muro coach Baraldo. In battuta c'è Vicenza che ha 11 lunghezze da recuperare. Di Crescenzo, mani buonissime per Brusta che mette la firma sul tabellino personale. 24-12, rientra Dalligna al posto di Mattiolo. Massimo vantaggio 24-11 più 13 nel secondo set. Camilla Cataldi ai microfoni di TV
VRS Alessandro Mainoldi per la radiocronaca su Radio Incontro. Sbaglia Costa Grande 13-24. In battuta si prepara Stefi Dalligna, palleggiatrice del 1984. E c'è l'Ace questa volta per Dalligna in P1, un paio di passaggi a vuoto per la Scavolini, che comunque in pieno controllo di questo set. 14 chi serve, 24 chi riceve, potrebbe essere il set point decisivo. Decrescenzo per Natalia Brutta, così infatti Natalia Bucaile Taraflex 25-14, 2-0 Scavo. 2-0 Scavo in nemmeno un'ora di gioco. Siamo nel terzo parziale con Kasia Skowroska, strepitosa azione della giocatrice polacca che ha messo a terra 6 palloni nel secondo set. La Scavolini ha aggiustato la ricezione, 54% di perfetta, e la battuta 4 ace. E poi abbiamo detto con Skowroska sta volando davvero in alto. Il punto questa volta in banda di Kurcic da posto 4, 1-1 nel terzo set. La Scavolini attesa da un mese di dicembre molto duro, incontrerà Bergamo, Novara, Perugia e Iesi nel giro di poche settimane. Servizio al salto per la numero 13 Matija Ikic che non passa. Pesaro festeggia il 2-1, rientra Guigi per la prima linea di Pfinofen. Ancora Chris Furst in battuta. Buonissima la partita della tedesca. Servizio al salto e poi Dalligna gioca in 2 per Kurcic, ancora Furst. Ferretti distribuisce a Jacqueline che alza troppo la parabola, l'errore della brasiliana di Recife. 2-2 il punteggio nel terzo parziale. La Scavolini comunque ha un bonus di 2 set già conquistati, 10 precedenti in campionato, 8-2 le vittorie per la Scavolini. Vicenza è arrivata a Pesaro questa mattina, tra un po' rischia di dover ripartire. Costa Grande per il 3-2. Pesaro viene da 20 vittorie consecutive. In battuta si prepara Kasia Skowroska, opposto polacco. E poi Dalligna gioca al centro per Paccagnella, ancora Dalligna pesca la sua centrale, poi Guigi si tuffa dall'altra parte. Non serve il tuffo fuori stagione di Martina Guigi perché il punto va a Vicenza, 3-3. Inizio equilibrato come gli altri due parziali, poi la Scavolini di solito si allontana poco prima del secondo time out tecnico. Ancora un gioco al centro per Marti Guigi. Il punto per il capitano che vale il 4-3. La Scavolini giovedì prossimo sarà in trasferta a Iesi. I tifosi stanno organizzando un pullman che partirà il 4 novembre dall'Adriatic Arena alle 18:45 al prezzo di 10 euro a persona. Contattare l'agenzia Davani Viaggi di Piazzale Matteotti per informazioni ed iscrizioni. 4 pari, sessetti titolari in campo da una parte e dall'altra, nonostante si sia ricorso alle panchine. Ci prova al salto Tirozzi, la più pericolosa fino ad ora tra le vicentine. Kasia Skowroska galleggia in aria e poi va in soffitta per colpire questa palla. In battuta Marti Guigi 5-4, grande Scavolini anche questa sera. Pesaro è sempre più vicina al 70-80% della sua forma. Ci prova in posto 4 Ikic, risponde Jacqueline che prende l'ascensore. Punto per la brasiliana più bella del mondo, 6-4 Scavo. Servizio per Marti Guigi. 2-0 il computo dei set fino ad ora per la Scavolini. Marti Guigi 2 punti nel set precedente, ma tanta sostanza. E questa volta l'attacco è preciso da posto 4 per Vicenza. 6 per le locali, 5 per le ospiti. In battuta con Stefania Paccagnella.
La Scavolini sarà a Iesi giovedì prossimo, Vicenza ospiterà Santeramo, poi ci sarà una pausa per l'All-Star Game. Jacqueline da posto 4, picchia forte, 7-5 Scavolini, e servizio per Franci Ferretti, numero 10 da Reggio Emilia, palleggiatrice della nazionale italiana. Servizio mancino, un ace sporco. E siamo sull'8-5, si va al primo tempo tecnico. 8-5 la ripresa delle operazioni, Franci Ferretti in battuta, il suo mancino è preciso e poi ci prova in posto 4 Ikic che non passa, allunga ancora Pesaro, 9-5 in questo terzo set. Ancora Franci Ferretti in battuta. +1 per lei, il suo servizio molto pericoloso. La Scavolini quest'anno ha nel servizio uno dei suoi punti di forza, come nel muro. Furst e Skowroska inchiodano questa fotografia. 10-5, Vicenza doppiata, time out discrezionale per Baraldo. Punti Pesaro, 3 Vicenza in classifica. Il punto di Devetag, che però la classifica non la guarda, e mette a terra il sesto punto contro i 10 della Scavolini. Pesaro è prima davanti a Bergamo, che ha un punto meno di lei, ossia 19, 18 ne ha la Monteschiavo. Banca Marche, prossima avversaria. Il punto ancora in battuta per Dalligna, una delle due Stefania del sestetto di Baraldo. 7-10 Ferretti, morbidissima per Furst, che mette tutti d'accordo. È una sentenza. Chris Furst non tiene la difesa di Vicenza. 11 chi serve, 7 chi riceve. Scavolini avanti 2-0 davanti alle telecamere Sky. Jacqueline, buon servizio, e poi Dalligna sbaglia tutto al centro. Ikic, scusate, Devetag naturalmente. Il servizio dall'altra parte ancora per Jacqueline, 12-7. Lo schiaffo della brasiliana, fidanzata di Murilo, palla altissima in banda per Kurcic. Ferretti cerca Jacqueline e la trova. Un altro punto per la brasiliana, tra le migliori questa sera. 13-7. Baraldo decide di spendere il suo secondo time out proprio adesso, 30 secondi di consigli per lui. Jacqueline, 13-7 Scavo, altro buon servizio in posto 5, lo stacco in 4 di Kurcic, e poi c'è il cambio palla per Ikic. 8-13, partita comunque vicina ad andare agli archivi. Servizio al salto, Jacqueline c'è, e poi sotto rete il quasi punto di Furst. La palla resta in campo, evidentemente non ha toccato terra. Ferretti pesca Furst, tantissime palle al centro per la Scavolini quest'oggi, e Ferretti è ricambiata perché Guigi e Furst stanno facendo la parte delle leone come sempre. Comunque intanto entra anche Ilaria Garzaro, entra anche Natalia Brussa. 14-8 Pesaro, un po' di riposo per Guigi e Skowroska. Cristiane Furst in battuta, campionessa di Germania nel 2009, nel 2007. +6 Pesaro. Buonissimo servizio anche per Furst, la palla in bugger per Kurcic, che sbaglia a spingere con il suo mancino. 15-8. Scavolini se ne va anche nel terzo set, Baraldo non ha più time out a disposizione. Cristiane Furst ancora in battuta. Servizio al salto, questa volta sul libero Alice Santini. Poi il gioco per il posto 2, Ivana Kurcic a segno con la sua cannonata da posto 2. 9-15, torna a far punti la Minetti Vicenza, che ha inseguito per tutta la partita. Servizio per Devetag, centrale della formazione di Baraldo. Ferretti si affida a Garzaro, che non fa rimpiangere Martina Guigi. 16-9, mette la sua firma anche
la Garzetta. 16-9, secondo tempo tecnico. 16-9 Scavolini nel terzo set dell'ottava di andata contro la Minetti Vicenza. Pessima ricezione per le ospiti, che poi trovano il money out con Tirozzi, che continua la sua battaglia personale contro Pesaro. In pratica le altre hanno fatto poco o niente. Rientrano la numero 12 Mattiolo e entra per la prima volta la numero 14 Sissi Rocco. Doppio cambio quindi per Baraldo, che non ha più time out da spendere, cerca di cambiare l'inerzia, provare a girare qualcosa attingendo dalla panchina. 10-16, servizio proprio per la squadra ospite. La Scavolini è in diretta su Sky per la terza volta. Quest'oggi il presidente Sardella ha dichiarato sarebbe stato meglio trasmetterci in TV a Iesi, e non ha tutti i torti, visto che il prossimo sarà un derby che si preannuncia equilibratissimo. Giovedì 4 alle 20:30 al Palatriccoli. 11-16, 2 punti consecutivi per Vicenza in battuta con Rocco, che di professione fa la palleggiatrice. Costa Grande rompe il digiuno. 17-11 Scavolini. Caro Costa Grande, double C, il suo coro personale. Va in battuta la numero 12 Italo-Argentina. Servizio proprio per lei. E poi il palleggio di Rocco per il posto 4 di Mattiolo. Dall'altra parte Jacqueline con troppa sufficienza non affonda il colpo. 12-17, cambio palla per Vicenza con Valentina Tirozzi. 25-17, 25-14, due parziali precedenti vinti agevolmente dalla Scavolini Pesaro. Servizio troppo lungo per Tirozzi. Un altro punticino sul tabellone della Scavolini. Siamo a quota 18 contro i 12. La Scavolini si sta allenando per le prossime partite davvero importantissime contro Iesi, Novara, Bergamo e Perugia. Garzaro, che sta tenendo benissimo il campo anche questa sera. Il gioco al centro per Paccagnella, che poi palleggia per Mattiolo. Il punto della seconda opposta della formazione ospite, comunque molto esperta, classe 1973. 13-18, servizio per Paccagnella. E Roberto continua a mantenere in campo le sue seconde linee. Secondo tocco di Franci Ferretti, elegantissima per lei, che un punto per lei che comunque anche quest'oggi ha distribuito bene il gioco, alternando soluzioni centrali ad altre in banda, pipe, tutto quanto il repertorio. 19-13 il punto della Scavolini. È out l'attacco del numero 13 Mattia Ichic. Rientra Di Crescenzo per Franci Ferretti. Qualche scambio di riposo per Ferretti, applauditissima dai suoi tifosi delle Palle Dionigi di Montecchio. Di Crescenzo in battuta, 20 chi serve, 13 chi riceve. Il secondo tocco di Rocco per la sparata di Devitag, non tiene la palla in campo la Mattiolo. Entra anche la numero 11 Cucerva per la prima volta questa sera. Ha svuotato la panchina coach Baraldo in questi scambi. 21-13. Roberto non ha praticamente mai chiamato sospensione quest'oggi. 21-13 Di Crescenzo in battuta, ex San Vito, la sua prima esperienza in Serie 1, mentre il secondo arbitro va a colloquio con coach Maurizio Baraldo. Ravallese Marchello, la coppia di Fischietti giunta a Montecchio. Di Crescenzo in battuta, 21-13, si gioca da 1 ora e 10 minuti. Sotto rete lo schiaffo di Mattiolo, ma c'è un fallo, dice il primo arbitro, anche se la Scavolini in realtà questa palla non l'ha toccata, sta dicendo Furst. Poco male, comunque rivediamo l'azione. Punto numero 14 per Vicenza contro i 21 della Scavolini. Servizio per Mattiolo.
questa grande si tuffa e poi il palleggio rovesciato per Jacqueline dove non c'è nessuno, un salto alla Di Martino per Jacqueline Pereira de Castro, scusate, per Jacqueline Pereira de Carvalho. Lunghi in campo proprio al posto di Jacqueline, tutta la panchina in campo tranne Castiglione per De Roberto. 22-14, servizio per Lucia Lunghi. Per la prima volta in campo quest'oggi la pesarese di Montecchio. Il tocco sotto rete per l'attacco di Mattiolo, completamente scomposto. Poi il punto per Natalia Bruzza con il numero 8, italo-argentina, classe 1985. 23-14. Scavolini in carrozza. Anche nel terzo set Lucia Lunghi sta facendo riposare Jacqueline. Buon servizio, il tocco di Rocco per l'attacco out da posto 4 per Vicenza. 24-14, 10 match point in arrivo per la Scavolini di De Roberto. Ancora Lucia Lunghi in battuta, il pubblico non ha mai smesso di incitare la Scavolini nonostante l'evidenza del punteggio. Rocco ci prova di seconde, poi sbaglia tutto in tuffo. Devetag, facilissima vittoria della prima contro l'ultima. 25-17, 25-14, 25-14. Finisce qui la sgampettata della Scavolini. È tutto dal Palladineggi di Montecchio, ricordando il risultato finale: Scavolini batte Minetti Vicenza per 3-0. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli €12 la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a €3,99 e il libro a €12 li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di €12. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da €9 a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.
Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata.